Buongiorno a tutti, lo ripeto agli ospiti che sono qui a Villa Savognana, alle stanze di Sequals, lo do anche a chi ci sta seguendo su Telefriuli e non poteva essere altrimenti, anche grazie allo streaming che permetterà anche in tutto il mondo proprio di seguire questa convention annuale dei friulani nel mondo, la convegna annuale dei Furlan Stalmont, lo dice anche per Furlan, per farsi capire di duccia in Tatanesta Marileng in tutti il monte. Tutto è pronto per cominciare, l'avete appunto compreso, il filo conduttore di questa mattinata sarà proprio lo sport legato fortemente all'identità e alla possibilità di trasmettere, di continuare a portare avanti questa identità friulana nel mondo. L'omaggio a Primo Carnera l'abbiamo vissuto in quello che è stato il prologo di questa mattinata, anche la visita poi a questa bellissima villa. In questa mattinata ci sarà anche la musica come altro linguaggio universale, perché è universale lo sport, ma è universale il linguaggio musicale e lo è ancora di più quello di Dario Zampa, al quale do il benvenuto, lo invito a salire qui sul palco accompagnato dal fisarmonicista Sebastiano Zorza e dal chitarrista Omar Malisan. Bentrovati a voi, lo spazio allora per una prima cantata. Dario, che cosa ascolteremo? Beh, ascolteremo un brano intitolato Furlan di Doman, per dare l'idea che ormai i colori cambiano anche e naturalmente il Friuli deve adeguarsi alle realtà. L'importante è mantenere salde le radici. Grazie allora e a voi. Siamo sempre la successo di microfono per Sintiso. Sì. Allora, io sono un cantautore friulano e da oltre 60 anni cerco di mantenere viva l'identità friulana, in particolare la lingua friulana, perché penso che la lingua sia il collante più importante, più visibile per mantenere viva appunto un'identità, un gruppo, un popolo che parla questa lingua, il friulano in questo caso. Comincio con questa canzone che dicevo, il Furlan di Doman, legata a un vecchio canto popolare friulano e alla realtà d'oggi. Qualcuno si ricorda sul Buin di Brawlings, un vecchio canto sul ponte di Brawlings, cercherò di tradurre un po' di parola, però credo non sia impossibile capire o captare almeno il senso, perché diverse parole. O blanco neri, baste calzini buoni, o blanco neri, baste calzini buoni. Si diceva o bianco nero intendendo solo il vino, o blanco neri paste calzini buoni. Oggi quando si dice o bianco o nero si può intendere anche qualcos'altro. Davanti als piedi la nostra nuova identità, Friul con blancs e neris misturati. Novi taglia barrieres ed anche discriminazione, però case di rispetto e tradizione. Che si fedeli di vino, che si fedeli di piel, o blanco neri, baste calze di buon. Che si fedeli di vino, che si fedeli di piel, o blanco neri, baste calze di buon. Friul che si confronta con un progresso di schiavità, con il che viene di un'altra realtà, ma che il calura quindi di un Friul centeris, salud caltor di purta i suoi tai. La guarda chi e piatte, le sparancata anche il bordone,
però calze di rispiego e tradizione, che si fedeli di vino, che si fedeli di piel, blanco neri, baste calze di buon, che si fedeli di vino, che si fedeli di piel, blanco neri, baste calze di buon, o blanco neri, baste calze di buon. È bellissimo cominciare così, ma poi li ritroveremo, saranno ancora con noi, una porta aperta sul mondo, quindi senza dimenticare la tradizione. Abbiamo detto appunto il passato, abbiamo cominciato con l'omaggio Primo Carene, non poteva essere altrimenti, ma il filo che ci porta al futuro è quello che va verso Parigi 2024, e guardo anche le atlete paralimpiche che sono qui presenti con noi oggi, nostre grandissime ospiti, Giada Rossi, Katia Aira, le saluto subito e facciamo loro un applauso, poi saranno protagoniste qui su questo palco. Tanti ospiti da salutare, lo faremo man mano, ma prima di tutto vorrei cominciare dai 42 giovani provenienti da Argentina, Brasile e Uruguay che stanno partecipando in questi giorni ai progetti internazionali promossi dall'Ente Friuli nel Mondo, con l'Università degli Studi di Udine, con Confartigianato Imprese Udine, con il Convito Nazionale Paolo Diacono di Cividale, grazie al contributo fondamentale della Regione Friuli Venezia Giulia, servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero. Benvenuti, speriamo che stiate passando dei bei giorni, anche a voi facciamo un applauso. Grazie davvero per essere qui in queste giornate così significative. A proposito di saluti, si conviene che sia il padrone di casa a cominciarli, e allora Enrico Dorico, sindaco di Sequals, la invito qui sul palco appunto per dare il via ufficiale a questa mattinata. Grazie per ospitarci in questa splendida villa. Buongiorno a tutti. Per noi è un grandissima soddisfazione di vedervi qui oggi e di avere un momento con voi. Vi parla uno che ha fatto l'emigrante per 40 anni e che in modo particolare sente all'interno questo richiamo forte alle nostre radici, a quelle radici profonde che non abbiamo mai dimenticato. Io sono felicissimo di avere oggi qui dei personaggi eccezionali. Li sto guardando, li sto vedendo tutti e vi auguro veramente di avere anche voi quella sensazione che io provo in questa meravigliosa giornata. Grazie a voi. Sindaco, grazie di cuore per queste parole. Abbiamo ricordato e sottolineato il contributo fondamentale della Regione, oggi qui presente in forze. Chiamo per un primo saluto allora l'assessore regionale Stefano Zannier. Grazie per essere qui con noi e ben trovato. Grazie mille. Allora, potrei sintaccare così, disegno buon dia a tutti, e Dario Zampa l'ha chiacchierato prima di Browlings e dall'Asin, io ho chiacchierato in Asin, quindi permettetemi che ho certa Asin denanta, al manco non tocco con la melenga. Nella realtà io porto i saluti dell'amministrazione regionale. Oggi qui, devo dire, sono un po' arrivato all'ultimo secondo in sostituzione della collega Mirante che purtroppo non ha potuto essere presente per problemi personali, ma mi ha chiesto di portare il suo saluto assieme a quelle del collega Roberti. Io faccio solo un brevissimo inciso però sul tema della giornata. Quando parliamo di identità e di friulani, noi abbiamo in mente alcune cose. La lingua in primis, ed è certo, ma un modo di essere che va oltre la lingua, che è quello che ha caratterizzato il nostro popolo. È quello che ha consentito al nostro popolo di riuscire ad ottenere in patria e fuori patria quelli che sono i successi e i risultati che tutti quanti oggi noi celebriamo. Ecco, questo spirito che è quello della tenacità, del non lasciarsi andare a troppe manifestazioni di proprio pensiero, di quelle che sono i propri sentimenti. Forse passiamo un po' per burberi e a volte è bene perché il burbero tiene lontano i rompiscatole e questa è una cosa che nel mondo è sempre necessaria, però c'è anche quella voglia di riuscire, di fare, di non lasciar perdere nulla in uno spirito competitivo, anche se non sembra.
Noi siamo competitivi, magari competitivi con noi stessi, competitivi col nostro vicino, perché vogliamo riuscire. E questo è lo spirito che poi porta i nostri sportivi, ed è qui il collegamento vero, ad ottenere quei risultati, senza tanto clamore, con tanto lavoro, tanta dedizione e con quella forza che probabilmente veramente arriva dalle nostre radici. E io qui volevo concludere facendo un in bocca al lupo a tutti gli atleti che saranno presenti a Parigi, ma nella realtà a tutti quegli atleti che ogni giorno continuano la loro attività agonistica portando avanti quell'identità del Friuli che non è soltanto quella linguistica, ma è quella di un modo di essere, e io di questo veramente non posso che ringraziarvi. Per il resto, buona convention a tutti. Grazie mille anche per questo inizio così fortemente identitario. Mi sono segnata qualche passaggio, quello del burbero, lo riutilizzerò visto che ogni tanto riesce bene anche a me. E allora il benvenuto da parte di Ente Friuli nel Mondo non può che arrivarvi dal presidente di Ente Friuli nel Mondo, Loris Basso. Eccolo qua, Loris, ben ritrovato. Grazie Mandi e benvenuti a tutti. Sicuramente ringrazio Telefriuli per questa occasione, questa opportunità di portare il saluto a tutti gli emigrati friulani nel mondo. Per questo continuo il mio intervento ovviamente in italiano, ma senza non prima aver salutato tutti questi bravissimi ragazzi che so più di qualcuno segue i corsi dell'Arlef e della Filologica a distanza. Non tutti, ma dopo questa esperienza io sono sicuro che completeranno il primo ciclo e quindi la prossima volta che arriveranno in Friuli sicuramente capiranno e parleranno anche il friulano. Siamo a Sequals, terra di grande emigrazione, e non posso che ringraziare il sindaco per la sua ospitalità. Ente Friuli nel Mondo, l'anno scorso abbiamo celebrato i 70 anni della nostra storia al Castello di Udine. Ente Friuli nel Mondo rappresenta l'emigrazione del Friuli storico, quindi Udine, Gorizia e Pordenone, e gioco forza che il prossimo anno saremo presenti in quel di Gorizia per festeggiare assieme la capitale europea della cultura, e quest'anno abbiamo scelto ovviamente Sequals per le caratteristiche appunto che vi ha prima accennato il sindaco. Come dicevo, lo scorso anno l'Ente Friuli nel Mondo ha ricordato i suoi 70 anni, organismo voluto dalle comunità di emigrati già da tempo riunite e collegate nei primi storici Fogolat Furlans della Società Filologica Friulana, delle province di Udine e di Gorizia. La provincia di Pordenone non c'era ancora. Dalle Camere di Commercio, dai sindaci di Gorizia, Pordenone e Tolmezzo, dalle casse di risparmio, delle enti provinciali del turismo e degli uffici provinciali del lavoro che ne hanno approvato lo statuto e l'atto costituzionale. La creazione dell'ente segnò il primo vero passo importante nella storia dei rapporti con l'emigrazione friulana. Memoria storica della nostra emigrazione, l'Ente Friuli nel Mondo è stata la prima associazione di rappresentanza dei migrati costituita in Italia a livello regionale, la prima voce dei connazionali all'estero. Quest'anno abbiamo inteso dedicare la convention ai valori dello sport, alle imprese degli sportivi friulani nel mondo, partendo proprio da Primo Carnera, gioco forza, siamo qua a casa sua. Difatti siamo qua per celebrare un eroe dell'emigrazione friulana, sportivi che con le loro gesta hanno riempito e riempiono d'orgoglio i nostri corregionali emigrati. Sportivi che al traguardo o sul podio non dimenticano di sventolare l'aquila friulana, e qua ne abbiamo due testimoni veramente eccezionali, perché quando vediamo che le loro geste olimpiche, se non che mondiali, la bandiera friulana ce l'hanno sempre con loro, e questo veramente ci accomuna lo sport e l'emigrazione. Io alle volte ci ho pensato, quando abbiamo voluto dedicare appunto allo sport, lo spirito di sacrificio che queste ragazze, che questi atleti fanno, ma lo spirito di sacrificio dei nostri emigrati di allora, i duri allenamenti, le dure fatiche per cercare un lavoro all'estero. Non è facile come oggi partire con una laurea in mano e magari già col posto di lavoro. Loro per arrivare sul podio hanno dovuto sudare, così come i nostri emigrati. Quindi ci sono tante somiglianze e assonanze fra lo sport e la nostra emigrazione.
Ovviamente, come dicevo prima, un caloroso saluto alle autorità presenti, dal sindaco Odorico all'assessore Zanier, al presidente del nostro consiglio regionale Bordin, ai rappresentanti di tutti i fogolars giunti qui nel Pordenonese in questa terra di forte migrazione. Alla cinquantina di giovani discendenti di emigrati friulani, in particolare provenienti dall'America Latina, ma i prossimi giorni avremo anche dal Canada, dall'Australia, in questi progetti internazionali sostenuti dalla Regione. Ai corregionali in Italia e nel mondo, collegati in streaming, un benvenuto a padre Fabio Baggio, direttore generale del Centro di Alta Formazione Laudato Si in Castel Gandolfo, a Mario Ulian, che è il governatore vicario del Panathlon. Un doveroso ringraziamento ai soci che investono anche attraverso le loro quote associative nell'Ente Friuli del Mondo, il Comune di Udine, la Fondazione Friuli, Confartigianato Imprese, Confindustria Udine, Confindustria Alto Adriatico, gli altri soci istituzionali, la Società Filologica, l'Università degli Studi, la Camera di Commercio di Pordenone Udine delle Venezie e molti comuni associati. Sicuramente porto il saluto e ringrazio della sua presenza il presidente UNAIE Oscar De Bona. Un ringraziamento alla Regione, ma sicuramente anche a tutti i presidenti dei Fogolars Furlans che sono qui presenti, che sono arrivati da tutto il mondo. Ieri sera nella nostra sede di Via del Sale, nella sede storica, finalmente diventata di proprietà dei friulani, abbiamo fatto una grandissima festa, quella che è sempre stata definita la pre-convention di questa giornata. Non posso che sicuramente non dimenticare i validissimi collaboratori dell'Ente Friuli, da Cristian, Vera e Francesca, che seppur pochi si fanno in quattro per continuare a mantenere questi grandissimi rapporti con tutti voi. Un ringraziamento alle donne e agli uomini che hanno scritto e continueranno a scrivere la gloriosa storia dei Fogolars nel mondo. Un commosso ricordo e sincero grazie a quanti dirigenti dei Fogolars e soci simpatizzanti hanno condiviso con noi il cammino, regalando alla friulanità il proprio tempo, passione e spesso risorse personali ci hanno lasciati. Ai rappresentanti degli enti pericoregionali all'estero, trovo la dottoressa Forte che è la vicepresidente delle FASE, ieri sera avevamo i giuliani, avevamo gli sloveni, quindi è un gioco di squadra perché quando siamo all'estero gli emigrati sono emigrati friulani e quando si dice friulani è tutta la regione, non sono i giuliani, non sono i sloveni, siamo noi friulani. È ovvio che l'Ente Friuli nel Mondo è rappresentato il primo, ma ci siamo trovati assieme al presidente Bordin a Natale in Canada, ma ovviamente era solamente il Friuli che rappresentava tutta la regione. Scusate se mi dilungo, ma questi sono anni del mio mandato e del mandato del Consiglio di amministrazione che ringrazio qui presente, quindi può essere anche un assunto portare a conoscenza quanti nel mondo ci stanno seguendo e quanto l'Ente Friuli nel Mondo ha fatto in questi 4 anni. 4 anni fa mi è stato chiesto di mettere a disposizione la mia passione per il sociale a favore dell'Ente Friuli nel Mondo, al fine di mantenere vivi i rapporti degli emigrati friulani con la loro patria. Purtroppo l'inizio dell'attività è stata compromessa dalla pandemia, che ha bloccato l'attività internazionale e non solo. Nonostante ciò, l'attività è stata molto intensa, seppur a distanza, permettendomi di conoscere in videoconferenze, per lo più nelle ore notturne, visto il fuso orario, gran parte dei referenti dei Fogolars oltreoceano, stringendo dei veri rapporti di amicizia, nella condivisione del dramma della lontananza aggravato dal divieto della mobilità. Oltre 150-160 sono stati gli eventi online nei primi 2 anni. Le preoccupazioni mi hanno fatto vivere emozioni inimmaginabili e ancora una volta però lo spirito di solidarietà del Friulani nel mondo ci ha condiviso, ci avete aiutato col forte dramma dei Fogolars e grazie ai rapporti che noi che intratteniamo con i Fogolars nel mondo abbiamo avuto l'opportunità da Shanghai di avere centinaia di migliaia di mascherine quando qua era difficile averle, ma soprattutto da Hong Kong con il sostegno della regione
2000 termometri no contact distribuiti a tutte le società sportive dilettantistiche grazie al CONI. Se vi ricordate, io sono anche presidente di qualche associazione sportiva, e per riprendere l'attività sportiva nelle scuole, nelle palestre, era obbligatorio avere il termometro. Se non avevamo il termometro non si poteva riprendere attività sportiva. Termometri nelle farmacie non c'erano, o addirittura chi riusciva a prenotarli 150, 200 euro, assurdo. E il nostro presidente di Hong Kong ci ha fornito gratuitamente 2000 termometri, che grazie al CONI, grazie alla protezione civile, abbiamo distribuito a tutte le associazioni sportive e a tutte le scuole della nostra regione, dandogli la possibilità di riprendere l'attività. Non posso non ricordare il grande aiuto attraverso il presidente di Caracas, Gandin, non so se è presente, ma ha solamente 96 anni, era ieri sera presente in Via del Sale, di aiuti umanitari al Venezuela, oltre 100.000 euro di medicinali distribuiti alle famiglie bisognose del Venezuela. Non era il problema della distribuzione, era il problema che quando il Ministero degli Interni doveva spedire questi aiuti umanitari, una volta arrivati in aeroporto a Caracas sparivano, non riuscivamo a capire perché sparivano. E grazie alla capillarietà delle nostre famiglie friulane in Venezuela, siamo riusciti a distribuire 100.000 aiuti dei farmaci di prima necessità. Quindi un grande rapporto. Tali iniziative anche grazie appunto allo spirito di servizio, dicevo prima, del nostro consiglio direttivo, che ringrazio. Altra iniziativa importante è stata l'ottenimento di un importante contributo della Regione per gestire, implementare, digitalizzare l'archivio storico dell'emigrazione friulana. Noi all'Ente Friuli abbiamo un archivio storico unico. Provate a pensare, oltre 100 anni di corrispondenza, di lettere, di registrazioni con la RAI, perché l'Ente Friuli del Mondo è stato nel 1962 il primo ente a livello nazionale a essere incaricato dalla RAI per la diffusione, il collegamento le domeniche tramite la radio a onde corte dei dialoghi con i friulani, soprattutto in Canada e in America Latina. Noi conserviamo tutte queste bobine. Grazie a questa ricerca storica, la RAI lo scorso anno ci ha donato un grandissimo video sulla storia dei nostri 70 anni, quindi una ripresa veramente unica, e devo ringraziare la giornalista Pilosio della RAI di Trieste. Avremo dei ottimi attività e sono pubblicati su Rai Play la storia dell'immigrazione friulana. Grande attenzione è stata rivolta ai giovani discendenti dell'immigrazione. Come dicevo, tutti questi giovani sono i nostri ambasciatori. Grazie a questi giovani i fogolars, i circoli, le società friulane, tutte sia dall'America Latina, Canada, Australia, ma soprattutto in Europa, permettono ancora di avere linfa nuova. Provate a pensare, dopo la pandemia, il mondo dell'associazionismo generale stava ovviamente morendo. Voi da una parte la pandemia aveva ovviamente un attimino limitato l'attività del mondo associativo, voi l'età anagrafica ovviamente dei nostri emigrati, ma questi giovani sono sicuro, dopo aver trascorso chi 6 mesi, chi 1 anno, chi 1 mese qua in Friuli, quando ritorneranno nei loro fogolars, daranno linfa ai loro fogolars, perché saranno ancora più uniti con la terra che li ha avuto origine. Quindi grazie alla collaborazione con l'Università di Udine, la Scuola Mosaicisti del Friuli, e qui ringrazio sia il presidente e il direttore della Scuola Mosaicisti, un partner unico per queste attività, così come ovviamente dicevo il Confartigianato, il Convitto Paolo Diacono e l'Università di Udine. Tutto questo ci ha permesso di accrescere ancora di più i nostri fogolars. Nonostante la pandemia c'è stata la fondazione dei fogolars di Nevada, Utah, Arizona, Las Vegas negli USA, dei fogolars di Apóstoles nella provincia di Misiones in Argentina, del Circolo Friulano Santa Caterina con sede a Uruzangua in Brasile. Ovviamente, grazie a questa attività con i giovani, io posso dire sono stati rivitalizzati i focolari di Monaco, di Baviera, di Londra, di Pechino, di Lussemburgo, Ginevra,
e lo scorso anno la fondazione del Fogolar Furlan d'Islanda. Grazie a questi progetti, 2 giovani sono andati in Islanda, hanno aperto un B&B stupendo, andate a cercare i loro riferimenti sul Fogolar Furlan d'Islanda e chi vuole andare in Islanda, questi 2 giovani friulani sono pronti ad accogliervi. Quest'anno il Fogolar Furlan delle Canarie in Spagna con la fondazione della sezione di Tenerife e la fondazione del Circolo Friulano di Serra Gaucha con sede nella città Bento Gonçalves dello stato del Rio Grande del Sud in Brasile. L'acquisto della nostra sede, abbiamo parlato ieri sera, l'abbiamo inaugurato ed è stato veramente un'attività unica che darà stimolo affinché l'Ente Friuli nel Mondo e i Fogolars continuano a vivere. L'ultima iniziativa, la partecipazione al bando del turismo delle radici. L'Ente Friuli nel Mondo è stato il coordinatore di un progetto magnifico, questo bando del Ministero degli Esteri, finalizzato a promuovere il turismo delle radici, finalizzato a promuovere i piccoli borghi dei nostri paesi. Faccio un intermezzo e così prendo un attimo di respiro. Sono in sala sicuramente Dalio e Gianluca e Virna, un minuto solo perché il progetto Italea è importante per tutti questi ragazzi. Un applauso e vi spiegano un attimino il motivo di oggi. Grazie al Presidente Basso, gentili ospiti, gentili tutti, autorità. Per noi è un grande piacere essere qui a presentare il progetto Italea Friuli Venezia Giulia. Italea Friuli Venezia Giulia è il programma ministeriale a livello regionale inserito nel programma nazionale Italea, promosso dalla Direzione Generale per gli Italiani all'estero del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Italea, che cos'è? Non è un errore, non è un refuso. Italea è un nome stupendo che gioca sul gioco di parole Italia e Talea, perché i nostri avi, quando sono partiti in passato, hanno rappresentato delle vere e proprie talee, delle nuove piante che in giro per il mondo hanno fatto crescere nuovi alberi, nuove comunità. Per sentirsi friulani, italiani nel mondo, ma anche per trovare nuovi modi per sentirsi italiani e friulani nel mondo. Oggi, questo è il 2024, è l'anno del turismo delle radici. Io lascio la parola alla mia collega Virna Di Lenardo che ci racconta un po' che cosa facciamo nella pratica. Buongiorno a tutti, ecco veramente 2 parole per spiegarvi quello che è il nostro progetto. Proprio ieri, come diceva il presidente Loris Basso, in occasione della festa pre-convention abbiamo anche inaugurato la nostra sede museo, chiamata così, di Italea Friuli Venezia Giulia. In realtà è una stanza ancora vuota, è una stanza che vogliamo costruire insieme ai nostri corregionali all'estero che verranno a visitarci. Ci sono ben 3 vuote che portano 3 parole: ritorna e radica. Appunto l'invito è quello di dare il benvenuto ai nostri corregionali all'estero e a riempire queste 3 pareti. Cosa fa Friuli Venezia Giulia? Sostanzialmente in questo momento stiamo accogliendo tantissime richieste da parte dei corregionali all'estero per costruire la loro storia familiare, così come per costruire anche un viaggio alla scoperta del nostro territorio. Dall'altro lato siamo già attivi sui canali social e sul web, vi invitiamo a seguirci, ci trovate su Facebook, Instagram e sul nostro sito www.friuliveneziagiulia.it. Oggi siamo in rappresentanza io e Gianluca per Italea Friuli Venezia Giulia, siamo un gruppo di lavoro abbastanza corposo, diversi dei nostri colleghi si trovano in questo momento fuori regione o addirittura all'estero per promuovere Italea Friuli Venezia Giulia. Ecco, grazie a tutti. Grazie, questo è solamente per raccontare cos'è Italea. Non posso che ringraziare ovviamente anche il nostro direttore responsabile dell'ente della rivista Friuli nel Mondo, Coiutti, e l'addetto stampa Riccardo De Toma.
Sono certo, concludo, di lasciare una base solida al mio successore, cui vanno i miei migliori auguri. Ringrazio tutti i soci, i colleghi del Consiglio direttivo, ringrazio la Regione per il lavoro fatto assieme, ringrazio soprattutto i collaboratori, pochi ma buoni e ma sempre al servizio di chi è lontano. Ma il saluto più sentito lo rivolgo ai nostri fogolars che continuano a tenere accesa la fiamma della friulanità, anima, linfa della prima fra le associazioni riconosciute degli immigrati italiani nel mondo. Mandi a Deutsch Furlans. Grazie, volevo lasciare che l'accompagnasse questo applauso a sottolineare tutto quello che ci ha raccontato, tutti questi modi di continuare a tenere, implementare, costruire legami, quindi grazie a Loris Basso per tutto quello che ci ha raccontato e per come ci ha spiegato l'attività rivolta proprio al futuro di Ente Friuli nel mondo. Ha citato tra i saluti Oscar De Bona, presidente di UNAIE, che invito allora per 2 parole sul palco. Eccolo qua, grazie e grazie per essere qua. Intanto complimenti al sindaco perché è stato breve ma efficacissimo. Complimenti davvero. Porto il saluto a tutti voi da parte di 23 associazioni di livello regionale o provinciale che rappresentano tutta l'Italia. Quindi a Telefriuli vi porto anche il saluto delle associazioni italiane che rappresentano 1800 circoli in tutto il mondo e che hanno avuto tra l'altro un esponente importante che le ha presieduto per diversi anni, che è stato Mario Toros, già ministro, uomo importante per il Friuli Venezia Giulia e non solo. Ma poi dopo volevo anche ringraziarvi perché all'interno del direttivo dell'UNAIE c'è anche Luigi Papais, che veramente è prezioso per tutti i contributi che continuamente ci porta all'attenzione, e quindi grazie Luigi, lo faccio qui a casa tua davanti ai tuoi. E poi visto che è rimasto il presidente del Consiglio regionale, voglio dire di fare i complimenti alla Regione Friuli Venezia Giulia perché riesce a mantenere ancora un contributo importante e significativo rivolto a queste realtà, in questo caso dei friulani nel mondo. Purtroppo non in altre regioni, in tutte le regioni invece c'è un continuo calo che va a penalizzare poi tutte le iniziative che Loris Basso ha presentato. Grazie ancora a tutti voi e buona continuazione. Grazie per la sua presenza e le sue parole. Il comune di Udine ci ha mandato un saluto. In sala ci sono Alessandro Colauti e Stefania Garlatti Costa, consiglieri comunali, rispettivamente con delega alle relazioni internazionali e progetti europei e identità friulana e plurilinguismo. Alberto Felice De Toni ci ha inviato invece questo video di saluto che ora vediamo assieme. Buongiorno, bentrovate a tutti e a tutti, vi porto i calorosi saluti di tutta l'amministrazione comunale di Udine, di tutta la città, di tutto il Friuli. Io oggi non posso essere lì con voi a Sequals, l'anno scorso invece ero presente qui al Castello di Udine. Voglio ringraziare Loris Basso e tutto lo staff per aver organizzato quest'anno l'evento nel paese di Primo Carnera, che rappresenta in maniera evocativa tutto lo sport friulano e anche la capacità tramite lo sport dei friulani di rivendicare il loro ruolo anche fuori dalla loro patria che è il Friuli. Voglio ringraziare anche, perché sono lì presenti, i miei 2 delegati, la Garlatti Costa, Stefania Garlatti Costa, che è delegata proprio all'identità friulana al plurilinguismo, e anche Alessandro Colauti, che è responsabile delegato dei rapporti internazionali. Infatti ho questi 2 consiglieri delegati che sono proprio finalizzati a mantenere forte il rapporto di Udine con l'ente friulino nel mondo. Ovviamente voglio salutare tutti quanti i delegati dei focolars che sono presenti oggi e anche a tutti i giovani che hanno voluto partecipare non soltanto ai corsi che l'Università di Udine ha organizzato di lingua appunto friulana rivolti a tutti i corregionali all'estero, ma anche
a tutti quelli che hanno partecipato ai progetti sostenuti dalla nostra regione. Voglio anche ricordare il progetto importante che è Italea, che Loris Basso è riuscito a portare avanti e che riguarda il turismo delle radici, un progetto PNRR molto importante. Tra l'altro Talea, voglio ricordarvelo, è proprio quel meccanismo per cui una pianta una volta tagliata viene ripiantata e sviluppa le radici, quindi è molto evocativo questo progetto, che significa che quando i friulani si ritrovano all'estero sono capaci di riprodurre tutte queste, diciamo, capacità che hanno imparato sulla loro terra natia. Voglio anche ringraziare i focolars che sono venuti a trovarmi qui in comune, ad esempio cito Avellaneda che mi ha portato lo stemma e ho scoperto che la città di Avellaneda ha lo stesso stemma della città di Udine, e cioè le due barre che sono ad angolo, diciamo, incrociate verso l'alto, che poi, guarda caso, è anche il simbolo dell'Udinese. Quindi la città di Udine, alcune, diciamo, città fondate da friulani in giro per il mondo e la stessa squadra sono unite dallo stesso simbolo. Quindi avanti in questo modo, cioè la capacità di connettere tutti i focolars friulani è una grande occasione per la nostra diciamo, popolazione di mantenere forti questi legami, e quindi concludo con un affettuoso e classico Mandi Frus. Questo è il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni. Abbiamo detto che il filo conduttore di questa mattinata è lo sport, massima autorità sportiva presente il presidente del CONI regionale Giorgio Brandolin, che vedo qui in fondo alla sala e ci raggiunge ora sul palco con un applauso. Grazie per essere qua, Presidente. Grazie, buongiorno a tutti. Ciao Presidente. Dove sei, Oscar? Piacere di vederti dopo 20 anni, 15 dai. Mi scuso per il ritardo, ma da Monfalcone la strada è un po' lunga e non voglio beccare troppe multe per eccesso di velocità, visto che mi ha portato via tanti punti, giustamente. Porto il saluto del mondo dello sport, ovviamente regionale, il Presidente Basso, per l'invito e anche come dire, per il piacere di collaborare, di aver collaborato con te, spero ancora collaborare con te. Il titolo è importante, ovviamente, non sta a me ricordare, riportiamo all'interno del nostro mondo, insomma. Io lo do per scontato e spero che sia così anche in futuro. Io ho una piccola esperienza, come ben sapete, quando esistevano le province e avevano un ruolo nell'organizzazione di enti friuli nel mondo. Mi piace ricordare colui il quale mi ha fatto conoscere questo mondo, di cui anche dal punto di vista familiare ho una piccola parte, perché ho cugini in Argentina dove si è trasferito un mio zio tanti anni fa, ed è Mario Toros. Con lui abbiamo costruito un gemellaggio con la città di Avellaneda in Santa Fe, dove è nato Battistuta, tanto per ricordare un nome importante sportivo della nostra regione, veniva dai suoi nonni, bisnonni da Visco, ed erano partiti, abbiamo costruito quel gemellaggio perché erano comunità che erano partiti tutti nell'800, 110 famiglie che hanno fondato quella cittadina. E da lì abbiamo anche cominciato, vedo i giovani, a fare un primo gemellaggio proprio e cominciare a far studiare un anno in Friuli, proprio una decina, ventina all'epoca avevamo cominciato, ragazzi proprio di quella comunità. E ne porto ancora ricordo perché alcuni di questi tengono ancora rapporti con me, tengono rapporti con il comune di Gorizia, che è un po' subentrato alla provincia di Gorizia in quel gemellaggio. Quindi sono, come dire, a portare anche un saluto personale proprio a quella comunità, a quel focolare e a tutti i focolari che sono qui oggi presenti. Di sport ne parleremo dopo. Saluto le mie due campionesse. Andiamo a Parigi?
la visita è fatta. Fatele un applauso perché anche lei ha avuto il pass per Parigi. Giada l'aveva già ottenuto, ecco, e mi fa piacere dirlo, magari lo dirò anche dopo. Avete portato qui 2 rappresentanti del nostro mondo femminile, perché da quello che capisco la rappresentanza del Friuli Venezia Giulia, in questo caso che andrà a Parigi, è per il 70 e forse anche più rappresentato da ragazze e da donne. Fate un applauso a questo mondo femminile. Con parecchio orgoglio, ciao Marinella, con parecchio orgoglio, insomma, mi considerano maschilista, invece ho grande piacere dei successi che il mondo dello sport femminile ha in questa nostra regione. Finisco dicendo questo, insomma, ai ragazzi che vedo qui e che spero e sono convinto, insomma, avranno un bel ricordo del Friuli nei 6-10 mesi che rimarranno con noi. L'augurio proprio, così è stato almeno nella comunità che io ho frequentato, che coloro i quali, l'ho sentito prima da Loris, sono stati qui in Friuli, poi sono stati i principali testimoni dei valori friulani e non solo, che fortunatamente ancora esistono nella nostra comunità. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie Presidente del CONI regionale Giorgio Brandolin, saluto anche il Presidente di Arle Feros Cisilino, ringrazio per la presenza. Chiamo sul palco il Vice Governatore Vicario Panathlon Area 12 del Friuli Venezia Giulia Mario Ulian per un saluto. Allora anche da parte sua, buongiorno, ben trovato. Grazie a tutti, grazie signor Sindaco, grazie al Presidente Loris Basso per questo invito. Vi ringrazio chiaramente per questa opportunità. Sono convinto che oggi è una bellissima giornata, innanzitutto perché ci troviamo con un gruppo di giovani che vengono da molto lontano ma che qui da noi stanno sicuramente molto bene. Vi ringrazio soprattutto per quello che porteranno una volta partiti dal Friuli, porteranno anche per il mondo ovviamente la nostra amicizia, che è una delle cose più importanti, e il nostro anche voler star bene insieme, perché questa forse è una delle cose migliori che possiamo offrire. E oggi io qui rappresento il Panathlon internazionale, l'area 12 e il distretto Italia. Purtroppo faccio tutto io perché sia il Presidente Costa che il nostro governatore Andrea Ceccotti, sia Paolo Perin, che sono i nostri rappresentanti nazionali, sono impegnati ad Agrigento perché oggi c'è l'Assemblea internazionale mondiale del Panathlon e quindi lì nasceranno ovviamente nuove personalità per i prossimi anni. Chiaramente qui con me oggi c'è Marinella, che voi conoscete tutti, Marinella Ambrosio, il presidente del Club Alto Friuli Roberto Palmieri e non per ultima, anzi per prima, Elisabetta Villa, che è la presidente del Club di Pordenone, che ovviamente qui è la responsabile unica di quanto noi sempre facciamo. Io in questo momento vorrei dire alcune cose molto semplici e anche molto brevemente. Desidero, Presidente Basso, una cosa importante che potremmo fare insieme. Dove ci sono i focolari nel mondo, vorremmo abbinare alla vostra attività la nostra attività di servizio allo sport, perché il Panathlon è un service, segue i ragazzi, segue con molta attenzione coloro i quali hanno delle poche opportunità per fare dello sport, aiutando anche tutto il mondo delle persone purtroppo che hanno alcuni problemi, ma con noi i problemi ovviamente cerchiamo di dimenticarli, cerchiamo di fare delle attività e vorremmo con voi abbinare un'attività che è quella che già facciamo a livello internazionale e anche a livello nazionale. Quindi la possibilità di creare, là dove ci sono i focolari, un club del Panathlon per lavorare insieme e creare una rete di collegamento e quindi essere sempre più uniti anche se geograficamente siamo molto lontani. Questo credo sia un buon auspicio e noi siamo pronti. Quando lei desidererà
desidererà ovviamente darci la possibilità di partire con questo progetto, vorremmo veramente condividerlo con voi. Altra cosa molto importante è già stata detta e concludo: Parigi 2024. Abbiamo già fatto molti applausi, però certamente le nostre ragazze sono ragazze importanti che rappresenteranno il Friuli assieme anche ai pochi giovani, ho sentito, ma non è proprio così. Abbiamo qualche atleta anche molto importante e molto bravo, e credo che sarà veramente il tricolore che ci unisce, credo, e sarà sempre più in alto a livello di Parigi 2024, perché lo vedremo sventolare molte volte, sono convinto. Dopo gli europei di Roma, credetemi, anche chi non segue le attività sportive sta diventando uno sportivo, anche se molti di noi ormai quasi sul divano, ma non possiamo fare altre cose purtroppo. Ringrazio comunque per questa opportunità che mi avete dato oggi. Agli ospiti soprattutto un saluto finale ai ragazzi. Spero che il Friuli, che credo sia una delle regioni più belle d'Italia, anzi ne sono certo, resterà un po' nel vostro cuore, come è rimasto a molti vostri altri parenti, che pur essendo lontani a noi sono sempre vicini, e questo credo sia importante. Grazie. Se posso, ancora una cosa, ho portato una cosa molto semplice al sindaco, se può raggiungermi. Voi sapete, credo tutti, certamente sì, 700 anni della morte di Dante Alighieri, il Panathlon ha fatto uno studio e abbiamo scoperto una cosa molto interessante, che già nella Divina Commedia 700 anni fa si parlava di sport. Quindi a lei questo documento che credo sia interessante. Sì, grazie. Ho ancora, mi scusi, mi perdoni, al Presidente Basso, per cortesia, ecco anche a lei questo ricordo che credo le possa fare piacere. Grazie. Grazie. E al Presidente della Regione, del Consiglio regionale, signor Bordin, credo che sia opportuno che anche lei possa avere questo documento molto semplice, ma credo molto, molto interessante, anche perché è inedito. Grazie a voi e buona giornata a tutti, buona convention. Mandi a tutti. Grazie anche alle proposte che ha fatto, insomma, credo saranno ben accolte poi in futuro anche da Ente Friuli nel mondo. Le facciamo fare doppia strada, Presidente. Mauro Bordin, Presidente del Consiglio regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, grazie per essere qua. Grazie a voi. Beh, innanzitutto un saluto che porto con grande piacere da parte del Consiglio regionale a tutti coloro che sono qui presenti, ma permettetemi soprattutto ai ragazzi e alle ragazze discendenti dei nostri immigrati che provengono dal Sud America, che sono qui con noi grazie a questi bellissimi progetti che vedono protagonista l'Ente Friuli nel mondo e la Regione. E soprattutto poi ancora un saluto ai nostri emigranti che ci seguono grazie al preziosissimo lavoro di Telefriuli. Grazie veramente a voi perché comunque raccontate le storie del nostro territorio, raccontate le storie della nostra comunità, avete un ruolo fondamentale nel diffondere questo senso di identità, di appartenenza, questi legami che caratterizzano la comunità friulana, lo fate veramente molto bene e talvolta non lo diciamo abbastanza. Io vi voglio proprio ringraziare in questo momento perché ho la fortuna con questo ruolo di poter rappresentare il Consiglio regionale un po' ovunque nel nostro territorio, nelle nostre comunità e spesso trovo Telefriuli. Questo mi fa veramente molto piacere perché significa che c'è la volontà di raccontare quello che siamo. E poi chi è tanto lontano, chi oggi vive a tantissimi chilometri di distanza, i nostri emigranti ma anche i discendenti hanno una grandissima voglia di conoscerci di più, di capire come siamo, come il Friuli oggi, come sono le nostre comunità oggi, perché hanno un amore enorme verso il Friuli, verso la nostra terra. Con il Presidente Basso abbiamo condiviso un anno veramente intenso, durante il quale ho avuto la possibilità veramente di medesimarmi nel mio ruolo proprio attraverso questo
confronto continuo con i friulani che sono ovunque nel mondo, ma è come se fossero qui con noi, perché hanno dimostrato in tutte le occasioni in cui siamo andati a trovarli noi o come sono venuti loro a trovarci, che apprezzano, amano il nostro territorio, la nostra comunità, la nostra lingua, la nostra cultura, forse più di quanto l'amiamo noi. E quindi questa distanza rafforza i legami. Ed è importante avere realtà come l'Ente Friuli del Mondo e i tanti Fogolars, e qui saluto naturalmente anche i tantissimi rappresentanti di Fogolars in Italia e nel mondo, che continuano a portare avanti questo lavoro incessante per tenere saldi i legami, per cercare di rafforzare le radici e per cercare anche di riportare magari i nuovi ragazzi che sono discendenti dei friulani nel mondo ad apprezzare, conoscere e tornare nella nostra terra, capire cos'è il Friuli, capire cos'è la comunità, capire qual è il mondo da cui sono partiti i loro genitori, i loro nonni, e magari avere anche questa voglia, questo desiderio di ritornarci definitivamente, perché noi abbiamo bisogno di energie giovani, abbiamo bisogno di avere queste risorse che rappresentano da un lato l'identità friulana che si tramanda di generazione in generazione, ma anche arricchita da quella che è la cultura che avete avuto modo di apprendere nel paese in cui sono cresciuti. E il Friuli Venezia Giulia oggi è una regione che ha bisogno di queste energie giovani, e quindi riuscire attraverso questi progetti a coinvolgerli, ad appassionarli, a far conoscere il nostro territorio, la nostra comunità, a farli in qualche modo rinsaldare con le terre di origine dei loro ascendenti, ecco, credo che sia un qualcosa che è assolutamente meritevole e che dobbiamo cercare di proseguire con grande forza, con grande determinazione, e da questo punto di vista il legame regione Ente Friuli del Mondo continuerà con grandissima determinazione. Concludo con un ringraziamento al Presidente Loris Basso. Lui ha ringraziato tutti, io voglio ringraziare lui, lo ringrazio per il prezioso lavoro che ha svolto in questi 4 anni, ho avuto modo, come detto, di approfondirlo nei rapporti tra di noi o nelle occasioni in cui ci siamo confrontati in quest'ultimo anno in cui ho avuto l'onore di ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio regionale, e ho visto in te, Loris, una persona appassionata, una persona che ama questo impegno verso i nostri coregionali, ho visto il modo in cui ti approcci, il modo in cui ti confronti, l'amore che hai dimostrato. Ecco, io ti voglio veramente dire grazie, perché si può essere presidenti, si può avere tutte le cariche del mondo, però quando poi le fai, le svolgi con passione, con impegno, ci metti l'anima, ecco, credo che rendiamo onore non solamente alla carica che ricopriamo, ma soprattutto al territorio che abbiamo l'onore di rappresentare. Quindi grazie per quello che hai fatto. Siamo arrivati ad uno dei momenti di approfondimento molto importanti di questa mattinata. Abbiamo il privilegio e la fortuna di poterlo fare assieme al direttore generale del Centro di Alta Formazione Laudato Si Vaticano, padre Fabio Baggio, che è il nostro ospite speciale di questa mattinata. Ben trovato intanto, grazie per essere qua a parlarci di come lo sport possa costruire, dicevamo, insomma, siamo alla vigilia di un appuntamento olimpico al quale sono associati valori molto importanti, ma realmente sport come veicolo di inclusione, fraternità e pace. Le lascio il palco e la parola. Grazie Mandi, un ringraziamento particolare al signor Sindaco e al Presidente Basso per l'invito che è arrivato in modo molto gradito anche da noi. Come è stato detto, sono il direttore generale del Centro di Alta Formazione Laudato Si, è una entità nuova all'interno del Vaticano che Papa Francesco ha voluto per mettere in pratica la sua famosa enciclica sulla conversione ecologica e l'ecologia integrale, e di questo sono incaricato in questo momento. Lavoro anche a un dicastero che vuole promuovere lo sviluppo umano integrale, quindi ben venga anche un discorso rivolto a un'area della nostra vita che cerca proprio di promuovere la nostra totale formazione, quale quella dello sport. Mi è stato chiesto di dare qualche contenuto, diciamo così, alla nostra impostazione, cioè di spiegare in brevi parole quello che è la visione che noi abbiamo dello sport e come questo di fatto entri in un discorso molto più ampio di compimento del progetto di Dio che ha su di noi. E allora mi sono letto un po' i testi di Papa Francesco. Io ho cercato di vedere nei testi e di ricercare quelle che potevano essere le parole chiave, e ne ho trovate 3: inclusione, fraternità e pace, tutte legate a discorsi che lui ha fatto a sportivi o comunque a contesti di discorso che riguardavano lo sport.
Papa Francesco, noi lo sappiamo, è un appassionato. L'abbiamo visto più volte ripreso a ricevere con passione sportivi e anche a ricevere qualche maglia della sua squadra del cuore riguardo al calcio, nel San Lorenzo che ben conosciamo. Però ha voluto anche sottolineare aspetti particolari di questa, diciamo così, di questo valore fondamentale dello sport fin dall'origine, fin dalle nostre origini come storia dell'umanità. È sempre stato presente. E parlando proprio di inclusione, avevo preparato tutta una serie di testi e ce li ho nel mio computer, li lascerò. Ho pensato di cambiare totalmente la mia presentazione e di usare questi 10 minuti, questi che seguiranno, solamente per 3 storie di vita che mi è toccato vivere durante la mia esperienza. Io sono missionario scalabriniano. Noi siamo missionari per i migranti. Il nostro fondatore ci ha pensati per i migranti italiani, compresi anche i friulani, ovviamente, già nel 1887, quando abbiamo cominciato ad esistere. Quindi abbiamo cominciato quando ancora, diciamo, il Regno d'Italia era appena nato, no? E poi è nato tutto il resto, la Repubblica che abbiamo oggi. Abbiamo seguito gli italiani prima della Prima Guerra Mondiale, dopo la Prima Guerra Mondiale, li abbiamo seguiti dopo la Seconda Guerra Mondiale come missionari e siamo stati presenti, soprattutto fino agli anni 60, esclusivamente per gli italiani. Poi abbiamo aperto il nostro carisma a tutti i migranti del mondo ed è quello che continuiamo a fare. Nella mia esperienza particolare ho avuto modo di conoscere tante comunità italiane all'estero. La mia esperienza è stata in America Latina, sono stato in Cile e in Argentina per 8 anni. E poi ho avuto modo durante quel tempo di conoscere anche il Brasile. Ho insegnato in Brasile e sono stato per lunghi periodi e ho avuto modo di conoscere altre comunità italiane, tra cui tanti fogolari che sono presenti. Poi la mia esperienza mi ha portato in Australia e lì ho avuto modo di conoscere altre comunità italiane, di servirle anche per alcuni mesi e di conoscere altri focolari. E poi sono stato nelle Filippine per 8 anni, lì forse la presenza italiana molto ridotta, diciamo così, ma ancora sempre presenti gli italiani comunque in tutte le parti del mondo, in tutti i paesi e come anche animatori e costruttori di comunità in giro. Il mio lavoro mi ha portato spesso negli Stati Uniti e in Canada e lì ancora. Tante conoscenze. Ho girato parecchio l'Europa e lì ancora comunità italiane, Fogolar Furlan. Quindi quando abbiamo avuto questo felice incontro con il presidente Vasso, io ho raccontato un po' la mia esperienza. Un'esperienza molto positiva perché quello che si è detto in precedenza è vero. I nostri emigranti che sono andati all'estero, che sono andati per costruire il loro futuro, il futuro delle loro famiglie, hanno davvero fatto la differenza. Hanno davvero costruito paesi interi insieme a cattedrali, insieme a comunità, insieme a tanti anche ambienti di lavoro, hanno generato lavoro e lo hanno interpretato nel modo in cui l'italiano, l'emigrante italiano, sapeva farlo durante quel periodo. Sono stati anche spesso oggetto di disprezzo e di discriminazione, diciamocelo. Io ho raccolto diversi giornali, sono storico di formazione e nella mia tesi dottorale ho raccolto tante informazioni riguardo dei nostri italiani di fine secolo e di inizio di fine 1900, di 1800 e inizio 1900. E molte volte ci sono anche delle vene di discriminazione e spesso molto ingiuste. Ecco, di fare un fascio di tutta l'erba un fascio e generazioni non competenti. Però devo dire che sempre attraverso il lavoro, la dedizione, l'impegno c'è stato sempre il riscatto. E tra questo devo dire, ecco la mia esperienza, che anche lo sport è stato uno dei settori. Qui abbiamo sicuramente un campione, siamo nella terra del campione che ha portato lo sport italiano all'estero, ma anche le nostre piccole comunità, includendo tanti friulani. In tutte le parti dove sono stato ho sempre trovato un'iniziativa, una squadra di calcio o altri sport che sono stati promossi dalle nostre comunità e sono entrati a far parte di l'Audax italiano in Cile. Ho scoperto, vissuto alla Boca per diversi anni, che sotto la maglietta della Boca Junior c'è Xeneize, chissà perché, no? E uno si chiede, genovese, no? Proprio scritto sotto. È una comunità vecchia e di vecchia emigrazione, 1820-29. Oppure vai in Australia e trovi che la squadra risponde di fatto alla comunità italiana che l'ha fatta sorgere e forse ha dato anche vita a uno stile di calcio all'interno. Stesso discorso per gli Stati Uniti e per il Canada. Allora uno si chiede, questo solamente per il calcio, ma posso citare tanti altri sport, si chiede se questa passione che
all'interno dell'animo sia servita, e di fatto lo ha fatto, per favorire l'inclusione, per essere promotori di inclusione, non solamente all'interno di una comunità nuova in cui sono trovati, noi all'interno, ma anche di altri all'interno dello stesso sport e della stessa squadra, della stessa comunità. Sì, perché i nomi sono diversi, i cognomi sono diversi oggi e servono oggi al medesimo processo di inclusione. Lo sport come fattore di inclusione non lo inventiamo oggi. E ritengo in questo senso che anche noi, tutti quelli presenti, dobbiamo sentirci proprio nel dovere di promuovere sempre l'inclusività dello sport, perché sia di tutte e di tutti, perché l'accesso sia favorito a tutti. Questo dice Papa Francesco, non è che lo invento io. Allo stesso tempo, il secondo elemento è quello di fraternità. E qui ho un altro aneddoto che volevo raccontarvi. È pur vero che nelle Filippine non ho avuto modo di incontrare tantissimi italiani, però ho visto come lo sport di fatto sia servito a far crescere il senso di fraternità. C'era una comunità vicino al nostro seminario teologico, in un quartiere molto povero, che a causa di un incendio ha perso tutto. Parliamo di centinaia, se non di migliaia di persone, che si sono mossi dal posto dove vivevano, sfollati, diciamo così, venendo a qualche centinaio di metri proprio nella via del seminario. Nella via del seminario c'erano tante altre famiglie, un quartiere diciamo che potrebbe essere medio, tranquillo, che ha visto questo arrivo massiccio di persone, spesso povere, come una minaccia, come un'invasione di campo, come qualcosa di... Allora, intuizione del nostro rettore, meravigliosa, avendo noi un campo sportivo che di basket, in questo caso non di calcio perché ogni paese privilegia uno sport, no, ha aperto tutto lo spazio, compreso anche, diciamo così, lo spazio dove si poteva fermare a mangiare qualcosa, a tutte le persone e invitando e gli uni, gli antichi abitanti, e gli altri a condividere domeniche insieme. Successo enorme attraverso lo sport e attraverso l'incontro con le persone che ha prodotto fraternità. Ne sono rimasti pochi, io sono stato lo scorso febbraio, di queste persone tutte hanno trovato una ricollocazione in un altro quartiere, ma ci è voluto quel tempo e si è dovuto creare fratellanza, fraternità, amicizia sociale, perché il conflitto non fosse presente. E penso che questo è un altro dei buoni esempi in cui lo sport aperto, messo insieme alla, diciamo, cultura dell'incontro, diventa davvero uno strumento di fraternità. Terzo, e con questo concludo, no? il terzo esempio, che è quello della pace, ci è stato dato proprio, penso ieri, se non vado errato, delle parole di Papa Francesco, in cui ha ricordato la tregua olimpica e ha chiesto ai grandi del G7 di ricordarsi e di rispettare la tregua olimpica. Questo nasce, e noi lo sappiamo, da un senso di trasformare la competizione che talvolta diventa aggressiva e diventa battaglia, guerra nei confronti dell'altro, in qualcosa invece che promuove lo spirito di compimento della propria personalità, di tirare fuori il meglio di sé, non il peggio di sé, in qualcosa che non fa danno all'altro, in qualcosa che non produce un problema, non produce un nuovo conflitto, non produce un rancore, ma invece diventa un cammino verso la pace. E così dagli antichi greci che a Maratona hanno cominciato questo tipo di discorso e hanno portato, si sapeva che durante quel periodo non si poteva fare guerra. Ecco da dove nasce la famosa tregua olimpica. La tregua olimpica, io lo dico adesso parafrasando le parole del Papa, dovrebbe essere uno stile di vita, non solamente fatta per le Olimpiadi di Parigi. Dovrebbe essere il nostro stile di vita, in cui troviamo che tutte le passioni che abbiamo, la voglia di riuscire, la voglia anche di competere, perché no, possa essere convogliata per cose buone. San Paolo diceva a suo tempo, se dovete gareggiare in qualcosa, gareggiate nello stimarvi a vicenda, cioè nella stima reciproca. Una delle gare che abbiamo un po' perso di vista, cerchiamo piuttosto di denigrare piuttosto che di stimare. Allora a questo punto io dico lo stesso, se dobbiamo trovare e troviamo nello sport, e penso che lo sport in questo momento sia di fatto uno degli eventi più importanti a livello collettivo che abbiamo, dobbiamo passare dei messaggi per cui l'aggressività, la competizione che distrugge, che fa male, non è la via da perseguire. La guerra non è assolutamente la guida. E la pace invece è lo stato normale
in cui dobbiamo vivere, includendo fratelli e sorelle tutti, direbbe il Santo Padre, in un contesto che ci aiuti a crescere. E questo anche è un messaggio che sicuramente le prossime Olimpiadi ci manderanno, un messaggio di pace che speriamo sia poi duraturo e ci aiuti a percorrere cammini diversi. Mandi. È stato un piacere ascoltare Padre Fabio Baggio, grazie per averci dedicato queste sue riflessioni oggi. Noi facciamo un altro piccolo ma significativo intermezzo musicale. Allora vorrei di nuovo sul palco Dario Zampa, Sebastiano Zorza, Omar Malisan e poi proseguiamo nelle nostre riflessioni, ma intanto facciamo un'altra cantata e ascoltiamo un altro po' di musica con loro. Ben trovati. Una canzone anche per interrompere un po' i discorsi, che va bene, ogni tanto si dice in furlan, va bene, rompi. Faccio una canzone intitolata Lo straniero, Muse Foreste, l'ho tradotta in friulano con una musica francese perché a suo tempo, negli anni 2000, avevamo avuto due cantanti famosi, Sergio Endrigo e Bruno Lauzi, che erano venuti in Friuli e traducevamo le loro canzoni, loro hanno anche cantato in friulano. E io ho fatto questa Muse Foreste, faccia straniera, traducendo questa canzone che parla di un bisnonno, il bisnonno di quella signorina argentina in fondo, là, ritornato nel suo paese natio dopo 40 anni. Tutto cambiato, non è più il mio paese, dove è la fontana, dove è la via, dove andavo a morosare, insomma, no? Passa un giovane che andava alla festa del paese con la cresta, con i capelli, signor benedetto, no? E il giovane gli ha fatto capire che non sono i cappelli, non sono i tatuaggi, non sono i vestiti che fanno capire l'identità di una persona. L'identità è una cosa che nasce da dentro, che poi si esprime all'esterno. Muse Foreste. Arriva questo argentino nel suo paesetto dopo 40 anni. Con tu ne muse un po' foreste, o soi tornata al di de fieste, d'aquel paesut soi nasciut. O soi cotiali che smontagnis, che aghe freschi e di fontanis, che han fatto di spieli a gioventù. O soi schiampat di che miserie, ne par vole ne par tristerie, ma propito me par scugni. Probis che un al po capì, dove salsa c'è caruldi, scelgi pal vivi o pal muri. Con tu ne muse un po' foreste, ovvio tu un giovin cu la creste, con che gli avei dut pituras. Ale con tu ne biele frutte, che al visti dut di chiargnelute, e doi scarpezzi dut ricamar. O soi restat a bocchieviarte, quando hai sentut una l'orchestre, un toc di staiare par me. E anche poi mi ha fatto piacere, io di abalale lui e ie, come cal fosse un bal di bue. Con tu ne muse un po' foreste, mi han fatto capire che al cal reste, anche se il mon si sa che al cor. E senza ve nessune pore, guai invidate la messiore, a fa che il bal non gli è di loro. Si infermas tutte la sere, ta che gli olvibili atmosfere, che io credevi muerte già. Ma propit che i due giovins là mi han dat la fuarce di sperare che la lidris non murarà. Ma propit che i due giovins là mi han dat la fuarce di sperare che la lidris non murarà. Friuli, terra di campioni, ci racconta questi campioni, ci racconta questo legame fertile. Umberto Sarcinelli, è il giornalista Umberto Sarcinelli che ci raggiunge sul palco. Molti dicono e scrivono che lo sport è metafora della vita. Molto probabilmente, anzi io ne sono sicuro, che è esattamente il contrario. Cioè è la vita che è una metafora dello sport e lo vediamo ogni giorno. Vi darò alcuni flash perché parlare
dei campioni e della storia del Friuli Venezia Giulia, sarebbe veramente un'impresa che occuperebbe molto più dei minuti che ho a disposizione. Quindi vi darò solo degli spunti. Illumineremo con un flash qualche migliaio di anni di storia. È stato fatto un accenno prima alla tregua olimpica, cioè alle Olimpiadi classiche, che si sono svolte una piccola puntualizzazione. Le Olimpiadi sono tecnicamente il periodo che passa tra un'edizione dei giochi e l'altra, mentre quelle che noi chiamiamo Olimpiadi sono i giochi olimpici. Dal 776 a.C. al 369 a.C. si sono svolte circa 300 edizioni dei giochi olimpici. Giochi olimpici a cui partecipavano moltissimi atleti nei vari sport dell'epoca. E nel libro che il predecessore di Giorgio Brandolin aveva commissionato, ideato, cioè una storia delle Olimpiadi friulane, diciamo, o perlomeno del Friuli Venezia Giulia, ipotizzo la presenza proprio in queste Olimpiadi classiche di alcuni atleti della nostra regione. Ovviamente il Friuli Venezia Giulia non esisteva come Friuli Venezia Giulia nelle carte geografiche, non esisteva neanche come Forum Iuli, non esisteva neanche come territorio aquileiese e veniva classificato in tutti gli elenchi dei campioni nelle terre barbare, con molta possibilità. Sono stati molti di questi uomini che abitavano nelle nostre terre a recarsi a Olimpia, a Tebe, a Delfi, a Pittia, dove si svolgevano le edizioni di questi giochi, e anche nella Magna Grecia. Saltiamo un po' di secoli e troviamo la terra friulana ben, diciamo, attiva nello sport. Prima di parlarvi di alcuni campioni, vorrei parlarvi di un paio di orgogli che dovrebbe avere la nostra regione e che forse si è un po' dimenticata. Siamo nell'anno olimpico di Parigi, 100 anni fa, 1924, a Parigi c'erano degli atleti friulani, anzi regionali, c'era soprattutto i canottieri che vinsero una medaglia di bronzo, e i canottieri erano di Zara, che allora faceva, diciamo, era contigua alla nostra regione. Ma queste Olimpiadi moderne sono caratterizzate da un atto che è stata proprio la nostra regione a promuovere, cioè la candidatura, l'idea senza confini. Per la prima volta, e finora anche unica storia del Comitato Olimpico Internazionale, è stato cambiato lo statuto, è stato riscritto una parte dello statuto per permettere, e questo è avvenuto nel Congresso di Parigi del 1997, a più nazioni di organizzare i Giochi Olimpici. Questa è una cosa che abbiamo provocato noi. Qui c'è un protagonista assoluto di quella stagione, che è Giorgio Brandolin. Cioè quella volta quest'idea è cominciata a concretizzarsi nel 78, ma era già presente nella vita delle nostre regioni.
Quella volta Jugoslavia, perché c'era ancora la Jugoslavia, quindi era il blocco dei paesi oltreconfine, l'Austria, che allora era un paese neutrale, e l'Italia, cioè il Friuli Venezia Giulia, che faceva parte del blocco occidentale, si erano messe insieme per organizzare delle Olimpiadi nel nome proprio dell'ambiente, della pace e dell'amicizia. Un'idea veramente splendida, un'idea che aveva affascinato tutti i membri del CIO, ma all'inizio c'erano dei problemi burocratici. La burocrazia è famosa per mettere i bastoni nelle ruote alle grandi idee. Ebbene, questa idea che faceva seguito a tutta una serie di collaborazioni sportive, l'Alpe Adria nata nel 78, e anche qui Giorgio Bradolini è uno dei protagonisti, cioè questa idea, come diceva prima il padre, di grande inclusione e fratellanza dello sport. Adesso è possibile che più nazioni si uniscano nell'organizzare anche dei giochi olimpici. Sono stati organizzati molte manifestazioni di carattere internazionale, proprio grazie a Senza Confini, Brescia, One Brescia e One Grezien, cioè la nostra regione. Questo è un orgoglio che dovrebbero avere tutta la nostra regione. Come orgoglio è stato, per esempio, avere delle primizie assolute. Vado a flash. Sono stati citati gli europei di atletica leggera. Ebbene, la partenza dai blocchi nelle gare di corsa veloce è stato inventato da un friulano, da Philipput, Armando Philipput, un grandissimo atleta di Ronchi dei Legionari, grande atleta nei 400 ostacoli. Purtroppo non è riuscito a vincere qualche medaglia nelle Olimpiadi, soprattutto quelle del 48, quando gareggiava con Missoni, però è stato uno degli atleti più medagliati in Italia e appunto è stato un grande precursore proprio della fisica e della fisiologia dello sport, non solo inventando e perfezionando i blocchi di partenza, ma anche nei metodi di allenamento. Ecco, anche questo è un altro atleta semi sconosciuto ai più, ma che anche recentemente, proprio grazie al presidente del CONI, abbiamo celebrato i suoi 100 anni dalla nascita. Ecco, alle mie spalle c'è proprio la schermata di questo libro che raccoglie tutti gli olimpionici del Friuli Venezia Giulia fino ad Atene 2004. Un altro atleta che mi viene in mente, di Carnera abbiamo parlato, e questa è un'altra primizia. C'è uno sport negli Stati Uniti che è considerato il più americano degli americani, ed è il basket professionistico, l'NBA. Ebbene, il primo straniero a giocare nell'NBA americana è stato un atleta, anche questa è una figura estremamente importante, i cui genitori erano emigrati da Beano a Codroipo, e questo era Arcado Anc Biasiatti, una figura anche questa misconosciuta ma estremamente importante, perché fu il primo, erano emigrati in Canada, fu il primo straniero a giocare, come vi dicevo, nell'NBA e anche nella lega che l'aveva preceduta. È stato il primo, anzi l'unico straniero a eccellere
in due sport statunitensi come il basket e il baseball. Come lui solo altri 13, compreso Michael Jordan. E poi c'è Biasiatti, che ha giocato negli anni 40-50, sia con grande profitto, sia nell'NBA che nella Major League statunitense di baseball. Altro emigrante. Poi se vediamo l'identità friulana dello sport, questa è sempre stata presente proprio con quei valori che sono attribuiti quasi di default alla nostra gente, cioè la capacità di lavoro, la capacità di sacrificarsi, la sopportazione, se vogliamo anche la fame di successo. Si accennava prima al Venezuela, mi viene subito in mente Johnny Cecotto, campione di motociclismo, 2 titoli mondiali, il padre poi grande istruttore. Se andiamo a vedere tutti i nomi degli atleti francesi che terminano accentati, troviamo per esempio dei omonimi di Francesca, gli Spanghero, che sono dei veri idoli e dei miti del rugby francese, soprattutto Walter Spanghero. Troviamo per esempio Tracannelli, grande astista, che purtroppo non riuscì a cogliere il successo nelle Olimpiadi del 1984 perché si infortunò. Troviamo anche fra questi accentati finali Platini. Tracannelli era i suoi erano nati a Udine e provenivano da Tauriano, qui vicino. Platini, altro nome celeberrimo nello sport, invece era piemontese del Novarese e così via. Cambiamo continente, torniamo in Canada. Thomas Grandi, i suoi genitori erano triestini. Cioè l'emigrazione non ha impedito lo svolgimento e il successo dello sport, perché proprio il carattere sportivo, i valori sportivi sono nel DNA della nostra gente. In Italia negli anni 60 c'era praticamente il 60% dei calciatori professionisti proveniva dalle nostre zone. C'era un paese, San Lorenzo di Sontino, che ha dato contemporaneamente alla nazionale italiana di calcio 5 giocatori. Un paese di, adesso non penso che raggiunga i 2000 abitanti, ecco 1500 per dire. Nomi come Berzot, Zoff, Capello, Burnic, ce ne sono veramente tantissimi. Io vorrei fermarmi su Frossi, il dottor Sottile, Frossi e Foni, che vinsero un'Olimpiade, Foni a Berlino nel 1936, e Frossi, ambedue friulani, ambedue magari con caratteri diversi, uno più riflessivo, l'altro più estroverso. Frossi fu anche il primo calciatore a giocare con gli occhiali. Con gli occhiali giocava e ha giocato in nazionale un altro atleta della nostra regione, nel basket, che era... adesso mi è sfuggito il nome, il triestino lì. E quindi vedete, per non parlare poi degli oriundi, cioè lo sport è veramente nella carta d'identità del friulano un carattere molto, molto evidente e molto riconoscibile. Ecco, come vi dicevo, ci sarebbe veramente ore per riuscire a parlare di tutti questi campioni
e soprattutto anche di quello che hanno rappresentato, perché quello che ha rappresentato nel calcio, per esempio Zoff e Beaverzot, va oltre il loro valore sportivo, ed è quello anche che molti degli emigranti hanno portato, cioè oltre più del lavoro, oltre il loro valore, e obbedendo anche un po' e seguendo quello che diceva e scriveva in una celeberrima poesia Pasolini, cioè Viers pour de nom el monde, per il quale il monde era un universo di valori e di saperi che il Furlanut si portava uscendo dal proprio focolare. Apriamo la nostra discussione, l'approfondimento su quello che è l'identità friulana nel mondo da diversi punti di vista. Anzitutto con due straordinarie atlete come Giada Rossi, Katia Aire, che ci raggiungono sul palco. Ben trovate, grazie per essere qui con noi. Ecco, vi faccio spazio perché così riusciamo a starci tutti. Grazie mille. Bentrovate qui con noi, e poi chiamo Elisabetta Villa, presidente Panaton Club di Pordenone. Grazie anche a lei per essere in nostra compagnia. E ancora il project manager delle tappe friulane, delle tappe regionali del Giro d'Italia, Paolo Urbani. Ben trovato, grazie per essere con noi. Il responsabile marketing dell'Udinese Calcio, Gianluca Pizzamiglio, ben trovato, grazie mille per la sua presenza. E ritorna qui sul palco con noi il presidente del CONI, del Friuli Venezia Giulia, Brandolin. Forse vi ho stretto troppo, ho fatto male i calcoli con... ok, ci siamo. Grazie davvero per essere con noi. Katia, parto da te, microfono in mano. Lo dicevano anche prima, ed effettivamente anche nei giorni scorsi pensandoci, mai così tante volte come con voi ho visto la bandiera friulana portata con orgoglio. Che cosa significa veramente portarla nelle gare? Che cosa rappresenta? Ma ogni volta che si raggiunge un traguardo, piccolo o grande, ogni volta che si esce o si rimane anche all'interno della nostra regione o si esce fuori confine, entro i confini o fuori i confini italiani, festeggiare il traguardo sventolando la nostra bandiera così bella, che è motivo d'orgoglio ed è, come posso dire, confermare un senso di appartenenza che credo sia innato. E ogni volta che mi capita di essere proprio fuori da casa mia, in Italia o nel mondo, per competizioni o anche solo così per rappresentanza, mi chiedono di dove sei, istintivamente dico Friuli, di Spilimbergo, la città del mosaico. E se vedo che l'interlocutore non coglie al volo la zona, insomma, da dove arrivo, aggiungo Spilimbergo, vicino San Daniele. Anche lì, se abbozza, dico Lignano Sabbiadoro. Allora fanno ok. E allora questo cosa sta a significare? Sta a significare prima di tutto che davvero l'orgoglio, la mia friulanità fa parte di me a 360 gradi. E seconda cosa significa che in poche parole della mia descrizione è racchiusa tutta una storia, come posso dire, una cultura, una storia, un'identità vera e propria. È racchiusa una grande capacità che comunque noi friulani abbiamo, la laboriosità, la competenza anche imprenditoriale. E io credo che il senso di appartenenza, l'attaccamento alla terra, non solo in senso stretto del termine, ma proprio attaccamento alle nostre radici, alle nostre tradizioni, diventano ancora più forti una volta che usciamo dal nostro Friuli. E quindi posso immaginare che anche per chi per scelta, per necessità, abbia dovuto diventare un migrante, questo senso di appartenenza diventa più forte.
è bello che ci sia tutto questo per questo, insomma, proprio volevo approfondire, perché tante volte, insomma, sembra un'immagine così, ma ci sono tanti significati. Credo già anche nel portarsi dietro proprio dei significati o avere una forza in più. E prima, parlando con tuo papà, scopro che comunque non c'è solo un'identità friulana, ma c'è un DNA friulano sportivo con tuo nonno, con il prozio, giusto? Papà, dov'è che adesso non lo vedo? Eccolo là. Perché sia il nonno è stato il primo a organizzare, a far partire proprio il trofeo Carnera, poi ci sono stati incontri di pugilato, primo incontro catch dove era coinvolto Carnera, poi nella pallavolo anche fondato. Stamattina poi qua, spesso ecco, il papà mi racconta di queste imprese sportive, comunque di questa organizzazione, e per me comunque è molto importante appunto il legame che ho con lo sport, con la famiglia e col territorio. Veramente io lo sento e me lo porto sempre dietro nelle manifestazioni sportive. Proprio la bandiera del Friuli con la bandiera col tricolore è sempre invalida ed è sempre pronta a essere tirata fuori. Appunto la bandiera è sempre con me, proprio perché con me sono tutti i valori che mi porto dietro e quella forza appunto di andare avanti, quel senso di comunità che veramente si crea. E poi appunto lo sport unisce tutti questi valori ed è il più grande appunto mezzo con cui trasmettere questi valori che ci portiamo dietro. E più di qualche volta appunto, come Katia diceva prima, quando le chiedono da dove vengono, anche a me capita, ormai in tutto il mondo sono conosciuta come l'atleta di zoppola del Friuli Venezia Giulia, proprio all'ultimo mondiale nella telecronaca internazionale. Proprio nell'ultimo mondiale di Granada, un telecronista che è un altro atleta dell'Australia ha citato appunto, proprio un atleta australiano ha citato Zoppola e Pordenone in una telecronaca internazionale, proprio perché la conosceva e perché ha conosciuto questi territori. Ma poi mi è capitato anche di conoscere un altro atleta brasiliano che arriva appunto a un torneo internazionale per la prima volta, ritrova un italiano e dice ma io conosco Gemona, ma voi sicuramente non la conoscerete. Io come no, cioè io vengo dal Friuli Venezia Giulia, il mio tecnico è di Gemona, l'infermiera che mi segue è di Gemona, proprio perché si è riconosciuto nel cognome, perché faceva di cognome Contessi e il padre e il nonno appunto erano originari, quindi ha ricercato questa cosa ed è bello come appunto quando si gira al mondo alla fine ci si ritrovi sempre a casa e si ricerchi appunto questa unità e questa voglia di stare insieme che ci lega, che lo sport esalta, ma che noi appunto abbiamo appunto voglia di portare. Quindi veramente quando si va fuori dai propri confini è bello come ci si renda orgogliosi in realtà di far parte di questa terra e di voler appunto riconoscersi nei valori che si trasmettono. Beh, a questo punto mi sposto io con il microfono. Mi veniva in mente, saluto intanto Elisabetta Villa, poi faremo un salto anche più filosofico parlando con lei, insomma, anche di etica dello sport, chiaramente rappresentando il Panathlon non può essere altrimenti. Mi permette Elisabetta, perché faccio un salto, perché parlando di difficoltà a presentarsi, mi viene in mente che però poi tante volte dici ma sì dai, sono di Udine, ma certo l'udinese. Gianluca. Grazie a tutti, saluto anche tutti quelli che ci seguono da tutto il mondo, oltre che alle persone in platea. Se posso, Francesca, volevo dare 3 aneddoti personali, ovviamente non per parlare di me, ma sono 3 cose per le quali sono molto contento ed emozionato di essere qua oggi. Una, perché siamo vicini a Clauzetto, a pochi passi, ed è diciamo un paesino di montagna a cui insomma siamo particolarmente legati io e la mia famiglia. Da piccolo vedevo tutto un sacco di targhe straniere, no? Tutti francesi, svizzeri, dicevo ma incredibile, tutti questi turisti, no? Alla fine erano tutti friulani che hanno lasciato queste vallate in un numero impressionante, che tornavano, avevano un attaccamento quasi incredibile a queste terre tutte le estati, anche durante l'anno, insomma, e questa era una cosa che comunque mi aveva sempre colpito. Il secondo motivo per cui sono contento di essere qua è perché, a differenza del presidente Brandolin e di tanti friulani, effettivamente la mia famiglia non ha collegamenti con parenti emigrati friulani, però a pochi passi da qua abita, diciamo, la sorella di mia nonna,
e lei e mia nonna sono scappate da Pola nella seconda guerra mondiale. E, insomma, una cosa che effettivamente da piccolo non capivo, però c'era un attaccamento pazzesco della mia nonna, di mia zia, a questa tragedia che effettivamente ha colpito tutta la famiglia, addirittura, cioè sono scappati proprio. E poi da grande, insomma, veramente ho riscoperto quello che può voler dire passare una vita dall'altra parte del mondo, nel loro caso non dall'altra parte del mondo, ma comunque lasciare a 20 anni la loro terra di origine. E questo, insomma, è qualcosa che veramente colpisce, e solo chi lo prova, insomma, può saperlo. Terzo, invece, insomma, personalmente, dopo l'università avevo deciso di fare un'esperienza, diciamo, dall'altra parte del mondo. Sono un po' casualmente anche finito in Argentina. Mio padre mi disse: vai al Fogolar di Buenos Aires. Io un po' anche senza crederci troppo, avevo poco più di 20 anni, ci sono andato e lì, insomma, mi hanno aperto le porte. Ci sono rimasto un anno, ho girato tutti i 30 Fogolar friulani e lo ammetto che io l'amore per il Friuli che oggi provo lo devo a quelle persone. Quindi tutte le volte che il presidente Basso e anche, ricordo anche il presidente Pittaro, che ho conosciuto proprio a Buenos Aires, mi hanno sempre chiamato, insomma io dirò sempre sì, 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 perché voglio esserci e anche ricambiare questo amore. Per quanto riguarda l'Udinese, provo personalmente una grande responsabilità, perché quello che hai detto è vero. La regione indubbiamente si identifica nell'Udinese. Io in Argentina veramente ho scoperto un amore incredibile, oltre per la regione, ma per l'Udinese, perché poi alla fine il calcio, stiamo a parlare di questo, unisce le persone, unisce le generazioni. L'avevo visto lì, l'ho visto qua, quando nel 2020-2021 abbiamo lanciato questa maglia, o meglio abbiamo dedicato una maglia ai Fogolars friulani. Abbiamo ricevuto delle testimonianze di affetto pazzesche, lettere, foto, video, veramente un'ondata che non saprei neanche definire, insomma, ci ha veramente colpito tutti, è stata un'emozione grandiosa e dice tanto di quanto lo sport, il calcio possano unire e abbattere allo stesso tempo tutte le distanze, no? E poi penso sempre a quello che è oggi social, internet, alla fine è anche facile seguire, anche grazie a Telefriuli, alla TV anche nostra, TV12 del club, è facile seguire, no? Una volta forse c'era solo la partita che riuscivi a seguire alla radio, no? Quindi il collegamento con la tua regione, con la tua terra era solo quello. E adesso, come sapete, insomma, dall'anno scorso l'Udinese ha rafforzato anche la partnership con la regione. Io la definisco una partnership strategica, nel senso che questo binomio esiste da sempre, però si è deciso di utilizzare il calcio per promuoversi ulteriormente. A me piace tantissimo questa unione, diciamo, dell'identità della regione, della città, però sempre in un'ottica comunque che deve essere nazionale e internazionale, e questo è quello che cerchiamo di fare, insomma, attraverso l'Udinese, dare la possibilità ovviamente anche alle aziende più importanti della regione di avere visibilità all'estero, ma anche di dare visibilità a tutte quelle che sono le location, Lignano Sabbiadoro, Grado, tutte le bellissime Aquileia, Palmanova, insomma Udine, insomma, quindi sentiamo personalmente, ma tutti, a partire dalla proprietà, che è una proprietà friulana, questo senso di responsabilità e di lavorare tutti insieme con l'obiettivo comunque di rendere questa regione sempre più conosciuta all'estero come si merita. Pizza meglio. Paolo, torno e arrivo tra poco da te, perché chiaramente poi il collegamento è immediato, non solo in realtà come valorizzazione, poi adesso insomma, potremmo dire che lo Zoncolan potrebbe essere riferimento legandoci a quello che veniva detto prima, ma anche, anzi dai, approfondiamolo subito, ma anche perché tra le tappe del Giro d'Italia e poi l'Ente Friuli nel Mondo c'è stato, in particolare poi anche negli ultimi anni, un collegamento, insomma, quindi c'è una sinergia molto forte in questo senso. Sì, sicuramente, buongiorno a tutti. Dal 2010 i Fogolars Furlan
hanno eretto un monumento, un cippo nel Passo Duron, il Passo Duron che peraltro è stato attraversato anche quest'anno, e dal 2010 anche i Fogolars Furlans danno un premio al ciclista, quest'anno al ciclista friulano il rosso di Buia Alessandro De Marchi, per chi arriva prima nella tappa friulana. È chiaro che è un palco sensazionale il Giro d'Italia, pensate che anche quest'anno ha raggiunto quasi gli 800 milioni di contatti. Ecco, questo vi fa solo capire che è una vetrina eccezionale per la nostra regione, per le nostre località, e naturalmente è una vetrina eccezionale anche per i tanti friulani che sono all'estero, che possono rivedere i luoghi del cuore. Quindi è un binomio che naturalmente andrà avanti anche nei prossimi anni. Ci sono più di 1400 giornalisti al seguito, 40 nazioni trasmettono le immagini in diretta, e pertanto io credo che sia veramente un'occasione unica per rafforzare l'immagine della nostra regione, per rafforzare l'immagine dei tanti atleti friulani e soprattutto per rafforzare le radici dei nostri friulani all'estero. Grazie a Paolo Urbani. Elisabetta Villa, triatleta, tecnico, ma anche appunto rappresentante istituzionale con il Panathlon. Quando parliamo di identità parliamo anche di valori, tra questi valori c'è l'etica, chiaro, parolone che insomma facciamo fatica a definire, ma forse perché lo possiamo definire anche adeguandolo poi alle diverse realtà di cui stiamo parlando. Nel ragionamento che facciamo oggi come si inserisce? Innanzitutto volevo ringraziare tutti quanti per questa opportunità. Sono appunto qui come rappresentante del Panathlon International, e in particolare come presidente del Panathlon Club di Pordenone. Come associazione noi ci occupiamo proprio di divulgare quelli che sono i principi, chiamiamoli positivi dello sport, quei principi quindi che richiamano i concetti di onestà, lealtà, rispetto nelle regole, negli avversari, nei tifosi, negli arbitri, principi come integrazione sociale, perché lo sport deve aprire le porte a tutti, indipendentemente dalle abilità e prestanza fisica o anche origine socio-economica. Parliamo di principi come il fair play, il gioco pulito, il gioco senza facili scorciatoie, dove tutti possono avere la stessa opportunità, la equa opportunità di poter esprimere il proprio potenziale, per potersi esprimere al massimo delle proprie capacità in una competizione sportiva. Quando si parla di etica però si fa fatica anche a capire cos'è il concetto di etica, perché molto spesso si riconduce al mero rispetto delle regole. In realtà non è solo un rispetto delle regole, l'etica è un modo di essere, un modo di vivere e un modo di vivere ovviamente anche lo sport, perché l'etica si concentra su quelle che sono le azioni compiute dalle persone, quindi sono azioni umane. E l'etica va a definire se un'azione è lodevole o biasimevole, e come fa a identificare se un'azione è lodevole oppure biasimevole? In base ai principi che sono quelli della moralità, dettati alla fine, se noi andiamo a vedere bene, in base all'educazione che ognuno di noi ha ricevuto, ai principi che sono insiti dentro ciascuno di noi. E quando noi anche a livello sportivo giochiamo, partecipiamo e competiamo, dobbiamo essere bandiere di questi sani principi che portiamo al nostro interno. Quindi se parliamo di etica legata all'educazione, quali possono essere per noi i veicoli fondamentali per diffondere questi principi? Ovviamente ci rivolgiamo ai genitori che devono supportare i ragazzi o gli atleti, e vediamo degli esempi bellissimi di genitori che proprio accompagnano i loro figli attraverso delle carriere strepitose, ma anche diciamo così a livelli leghe o dilettantistiche. Ma questa presenza genitoriale non deve diventare una pressione eccessiva, perché lo sport deve comunque essere una fonte di orgoglio, e deve essere vissuto pienamente e liberamente con la propria passione.
Poi ci possiamo rivolgere, ci dobbiamo rivolgere soprattutto, e qua parlo anche in veste personale, visto che comunque sono anche tecnico, dobbiamo rivolgerci appunto ai tecnici, perché gli allenatori non fanno solo l'allenatore, sono in primis, soprattutto nelle categorie giovanili, degli educatori, e sono loro che vanno a diffondere quelli che noi definiamo i principi sani e buoni dello sport. Anche le organizzazioni sportive, quelle che appunto poi attorno alle quali poi ruota il movimento sportivo, sono dei veicoli fondamentali per la diffusione di questi principi, perché è vero che nello sport vale la competizione, ma vale la competizione in modo, appunto, come dicevamo prima, rispettoso e comunque positivo della competizione. Poi magari facciamo anche qualche esempio anche dalla sua esperienza proprio direttamente. Presidente Brandolin, torno poi anche dalle nostre atlete guardando poi a Parigi, ma non solo, insomma veramente però in questa bandiera, oggi parliamo di Friuli, ma ci allarghiamo un po' il discorso regionale, c'è tanto, insomma c'è questa identità friulana che lei come tradurrebbe? Tradurrei in impegno, passione, competenza, professionalità dei miei dirigenti, perché se otteniamo tutti questi risultati che con orgoglio, devo dire, in questi ultimi decenni la regione con i suoi ragazzi e le sue ragazze sta ottenendo, è perché si è capito prima di altri che senza professionalità era difficile affrontare il mondo dello sport così come bisogna affrontarlo in questi anni, in questi decenni. Lo abbiamo attraverso momenti di confronto, momenti anche di tensione che abbiamo avuto con i nostri dirigenti, e quindi credo che questo sia un percorso che deve continuare, ovviamente, affrontando anche le nuove sfide portate da questa benedetta riforma dello sport, che va avanti, torna indietro, va avanti, torna indietro, e quindi questo è il compito di noi dirigenti. Dico una cosa, mi sono sempre più convinto, e mi sto convincendo, e sono adesso veramente convinto, che le nostre società sportive sono un'agenzia formativa, non sono soltanto un luogo dove si cerca di tirare su il campioncino. Credetemi, con i problemi che ha la famiglia oggi, parlo in generale ovviamente, i problemi che sta purtroppo affrontando il mondo della scuola, le nostre associazioni sportive hanno questo compito di aiutare quelle due che sono le agenzie formative principali, ovviamente, a continuare a formare nel modo migliore i nostri giovani e le nostre giovani. Questo è ciò che tentiamo di fare, dicendo anche questo. L'ho visto l'altra settimana a Bucarest, quando è stato assegnato, forse qualcuno avrà letto, i giochi, anzi il Festival della Gioventù Europea Estiva 2027 di nuovo a Lignano Sabbiadoro, e lì ho capito, e veramente lo potete anche chiedere al sindaco di Lignano che era con me, ho capito quanto rispetto il mondo dello sport, nel caso specifico europeo, ma anche lo stesso presidente del CIO Bach che era presente, ha verso la nostra piccola regione. Lavorare, lavorare, lavorare in silenzio, sotto traccia, perché altrimenti non ottieni nulla, ma che è un po' lo spirito della friulanità che abbiamo portato anche a Bucarest. Elisabetta, c'è qualche esempio dalla sua esperienza sportiva o qui locale, insomma, che ci si può collegare, insomma, a quello che dicevamo sull'etica?
Sì, siamo qui e devo essere sincera che il Friuli è ricco di esempi di personalità sportive che comunque hanno vissuto, hanno rappresentato i principi dell'etica e del fair play. Innanzitutto, ma l'abbiamo sentito dire anche da Umberto Sarcinelli, siamo qui a casa di Primo Carnera. Primo Carnera era un gigante, perché fisicamente era un gigante, ed era anche un campione, è stato un grandissimo campione del mondo del pugilato, però ha sempre rispettato i propri, diciamo così, i propri avversari, e anche nella sua vittoria non ha mai umiliato l'avversario, l'ha sempre comunque rispettato, e questo suo principio, questo suo modo di vivere l'ha sempre trasportato anche nei confronti delle persone che comunque lo circondavano, nonostante abbia vissuto dei periodi anche negativi, essendo anche stato in alcuni casi sfruttato da manager, diciamo così, poco ligi al dovere. E un altro esempio che volevo portare, per essere anche rapida, perché di esempi ne avrei tantissimi, però vorrei essere rapida. Nel corso delle ultime Olimpiadi a Tokyo nel 2021, la nostra Chiara Cainero, nel tiro a volo nella specialità skeet, non è riuscita ad accedere alla finale. Nelle qualifiche non era riuscita ad ottenere il punteggio sufficiente per accedere alla finale, mentre la sua amica, ma ovviamente avversaria, perché in quel campo si è anche avversarie, era riuscita ad accedere alla finale. Beh, Chiara ha, diciamo, rappresentato, incarnato quelli che sono i principi dell'etica e del fair play, con un grosso abbraccio alla sua rivale amica in quella bellissima occasione in cui ovviamente ha dato ha espresso questa sua gioia nel vedere l'amica accedere alla finale. Così abbiamo citato un'altra delle nostre grandi donne atlete, appunto della nostra regione. Tokyo, diceva, a Tokyo Giada e Katia sono state protagoniste. Katia, prima hai detto la visita è fatta. Che vuol dire tradotto? Vuol dire che la convocazione a visita preolimpica è stata fatta, ma nel paraciclismo diciamo che la convocazione non è nominale. Io sono la seconda del ranking, quindi non dovrei avere problemi, ma le slot per Parigi per le donne del paraciclismo sono poche, quindi io dico il 60% è fatto con la visita, essendo seconda nel ranking, però finché non vedo arrivare, non vedo la mia mail illuminarsi e dirmi guarda che è arrivata la convocazione, io continuo a toccare ferro ovunque. Allora, io per carattere proprio preferisco non pensare a Parigi come una cosa già fatta, intendo la convocazione, non pensare al discorso podio, non podio, medaglia, non medaglia. Preferisco pensare che ci sia ancora parecchio da lavorare, perché è giusto che sia così e perché sono friulana. Quindi essendo friulana sono salt, e quindi più salt di così, ho due ruote che mi tengono, oneste, e credo di esserlo, ma soprattutto lavorador, e quindi continuiamo a lavorare. Direi che l'applauso parla da sé, insomma, già ti dà la rispondenza di quello che pensa la sala. Giada, stai vivendo un momento, a parte intensissimo, perché sia di gare, recentemente in Asia, insomma, Taiwan, Taipei, poi anche di emozioni, perché sei andata a ricevere come alfiere poi la bandiera dal Presidente della Repubblica, e si guarda a Parigi, insomma, chiedo anche a te come stai, come guardi avanti. Ma sto sicuramente bene, perché alla fine il percorso che si fa è bello, quindi il lavorare giorno dopo giorno, appunto, anch'io avrei detto, appunto, sono friulana, quindi mi sto preparando, programmando e lavorando tanto. Il programma è veramente fitto, ogni giorno c'è un allenamento, ogni giorno c'è il dare un contributo, il portare una propria testimonianza, che comunque fanno
parte, diciamo, di questo percorso ed è motivo di orgoglio, perché più si coinvolgono e più si condivide questo percorso e più poi si raggiungono i risultati. Quindi veramente ormai questi 3 anni, perché non è che si lavora da quando si ottiene la qualifica, ma si lavora da molto prima, e questi 3 anni sono veramente volati, e quindi io me la sto vivendo veramente che il tempo sta volando, ma ogni giorno sto dando il massimo e non vedo l'ora di partire per godermi veramente ogni singola emozione che Parigi regalerà, ed è arrivare lì con la consapevolezza di aver dato tutto e di godermela, appunto. E allora, il posto in valigia per la bandiera chiaramente c'è già, quello ancora prima della visita, di tutto quanto quello sì, si può prenotare. In bocca al lupo a voi, un in bocca al lupo all'Udinese Calcio per il prossimo campionato, un in bocca al lupo per quello che ci attende, e saranno sicuramente grandi cose anche per quanto riguarda il Giro d'Italia nella nostra regione, a tutto il mondo sportivo regionale ispirato ai valori dello sport. Grazie mille di cuore a tutti voi. Vi ringrazio perché l'affetto poi che avete dimostrato voi presidenti, siete tantissimi, ieri sera c'erano altrettanti che arrivate da tutte le parti del mondo, parchiste che la convention, mi scuso subito con i giovani, però questa è la nostra convention. Poi ieri sera abbiamo fatto festa, ieri sera avevamo anche DJ to bet, quindi il nostro DJ che rappa in friulano, quindi una cosa era dedicato ai giovani, e avervi qua è veramente un onore con ovviamente i presidenti, ma avere l'onore oggi di avervi voi ovviamente che rappresentate le istituzioni dello sport, Padre Baggio per quanto riguarda tutti gli altri valori importanti, poi la reinvito, ma avere questi 2 testimonial da furlanità, dalla grinta, dalla tenacia, complimenti ragazze, che veramente rappresentate il nostro Friuli. Questa è la foto finale di questa mattinata insieme. Ci siete tutti? Dai, belli stretti così. Grazie per aver impreziosito la convention annuale dei friulani nel mondo. Questo mosaico degli allievi della scuola mosaicisti del Friuli Venezia Giulia di Spilimbergo impreziosisce ancora di più questa mattinata. Non so se tutti sanno, ma sotto la curva nord del nuovo stadio la prima pietra ha un mosaico della scuola di Spilimbergo, quindi è stato gettato nel primo getto. E questa maglia da parte della società, ovviamente a te Loris, ma soprattutto insomma simbolicamente a te, per darla un po' a tutti quelli che ci seguono, a tutti i presidenti. Un rapporto con i giovani che faremo un'estrazione affinché qualcuno di voi vada. E per tutti quelli friulani che ci seguono da tutto il mondo. Allora, da parte di Giada Rossi. A nome comunque dell'Associazione Atleti Azzurri d'Italia consegniamo il gagliardetto in modo tale che sempre di più venga portato anche all'estero, ecco. E dal Panathon Club di Pordenone anche, allora, questo omaggio all'ente Friuli nel mondo nelle mani di Loris Basso. Eccola, una ultima canzone, la presento come sempre in italiano, e parla dell'identità, il chiariesar, il ciliegio, perché ho sempre immaginato l'albero come l'immagine più vera dell'identità. Le identità cambiano, all'epoca là, gli anni, i tempi, le persone cambiano, anche l'albero cambia, ogni anno fa foglie nuove, pomi e frutti nuovi, voglio dire, rami nuovi, però le radici devono essere salde, altrimenti alla prima folata di vento cade tutto e naturalmente si perde anche questo gusto di essere non solo un numero, ma anche un qualcosa di più. L'abbiamo piantato io e mia nonna 50 anni fa, questo chiariesar. Mia nonna e io lo vim plantare dal vecchio chialinar in son d'alor. Lo veve comprato mio nonno Checo in place Sagnac sul marchiato, che il picciul arbulut di chiariesar al veve dos fueis e un'era mute
che io sieta in sei bregons curz passas di man. Un po' di ledan a tor de buse, un po' di indiaghe di fossal, cal cresci fuart e san, è natural. Così per qualche anno, o sin cresciuti insieme, lui con gli primis rosis, e io coi prins amors, con che schiariesis rossis, golosis parches frutis, lis primis bus adultis, guai roba, me non è tal so picciu, e a fate la sopar. La vita però e va in devan, non può fermarsi in son dall'ort, dai sions di un frutto. Così anche me mia quarta via, dula che non ha sin chiari esars, una trimon calzan di artificiale. O sono tornato là dopo tanti anni, non lo repui che il chialinar, ma un gran placial. Da che confusione di mil rotondis, o so restar come fulminato dal mieci all'ere là il chiariesà. Per un momento che all'anglo mi soi come ingroppato, le un fat calpo succedi se si ha una certa età, e lui plen di braure chiamati mil chiariesis all'ere come a dimi chiale frut. Se tu has lidris ben saldis, tu tenis dur pardu. Aspetta, momento. 2 battute, una canzone che si chiama Mandi, è il saluto friulano più conosciuto al mondo. Ho girato anch'io un po' il mondo, e quando senti Mandi, non tu schiampis, o è un friulano o uno che conosce la nostra terra, dunque è inconfondibile, ed è il saluto che è una canzone che ho fatto ancora, insomma, 50 anni fa, però dà sempre l'idea, è sempre bello ascoltarla, dedico a voi appunto, perché il saluto finale, solo proprio la battuta, do. Mandi, mandi, dal disimpar furlan, che tu divisi, anche tu sei slontano. Hey! Mandi!